Amen. Mentre siete in piedi, leggiamo alcuni versi che si trovano nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 2, verso 37, fino al verso 47, 10 versi molto belli. Dice così la parola del Signore: udite queste cose, essi furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, e per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. E con molte altre parole li scongiurava, li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone, ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane, nelle preghiere. Ognuno era preso da timore, e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le loro proprietà e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. Amen. Fin qui la parola del Signore. Accomodatevi pure, fratelli. Qualche mezz'ora fa mi è venuto un pensiero. E nel capitolo 19 del Vangelo di Matteo, delle persone vanno da Gesù e gli dicono: Signore, come risolviamo il problema del matrimonio? Possiamo mandare via nostra moglie o non dobbiamo mandarla via? E Gesù gli dà una risposta molto semplice, nel sunto: nel principio non era così. Vi ricordate? Perché nel principio Dio creò l'uomo e la donna e fece di loro un'unica cosa nel matrimonio. E non voglio parlare del matrimonio assolutamente, ma voglio parlare di questo principio che è ancora valido per tutte le cose di Dio. Perché dico questo? Perché in questi tempi, penso tutti noi, siamo tutti credenti, desideriamo vedere l'opera del Signore andare avanti. Fratelli, siete d'accordo? Desideriamo vedere anime che si salvano, desideriamo vedere i doni spirituali nella Chiesa, dobbiamo pregare per dei ministeri nella Chiesa, vogliamo pregare perché la parola si espanda, perché l'opera cresca. Guardate, minimo è una responsabilità che abbiamo verso i perduti, perché qualcuno l'ha fatto con noi. Io non sono il primo credente, neanche tu. E perché dei credenti prima di noi hanno fatto delle cose che ci hanno portato alla salvezza. Non siamo frutto di un caso spirituale che Dio ha scelto qualcuno. Delle persone prima di noi, i nostri fratelli, da secoli, ma anche nell'ultimo secolo, hanno fatto delle cose che hanno portato alla nostra salvezza, e noi siamo in debito di farlo per chi c'è intorno a noi. Paolo poteva dire: io sono debitore sia verso i gentili sia verso gli ebrei, e per sdebitarmi sono disposto a fare qualsiasi cosa per togliermi questo debito. E così pensavo, se tu e io abbiamo questo desiderio nel cuore, possiamo diventare protagonisti di un risveglio nella Chiesa dove Dio ci ha posto. Io non credo a un risveglio che viene da un famoso evangelista. Io non credo neanche a un risveglio che viene da un potente pastore. Io credo a un risveglio, perché così insegna la parola, di persone che fanno delle cose alla loro portata, ma le fanno con la consapevolezza che sono cose giuste e che Dio le approva. Se siete d'accordo, dite a me. Si cercano, come ai tempi di Gesù, ma qual è la soluzione per il matrimonio? Gesù fu molto chiaro. Guardate che al principio non era quella che state cercando voi. C'è una soluzione dal principio, che uomo e donna sono una stessa cosa. Così anche per la Chiesa.
La Chiesa non deve trovare altre soluzioni se non quello che c'è stato al principio. Io credo che la Chiesa ha una fisionomia unica nel suo genere, una sola, quella della parola del Signore. Se siete d'accordo dite amen. Quando ci chiedono, quando esci fuori a evangelizzare, ti dicono: ma voi da dove venite? Qual è la vostra origine? Ma voi siete protestanti? Voi venite dalla Chiesa protestante? Non dite di sì, fratelli. Noi non veniamo dalla Chiesa protestante. Non è Martin Lutero il fondatore della nostra Chiesa. Non è neanche Francescone il fondatore della nostra Chiesa. O il fratello Ottosetto, non è questo. Le nostre origini sono nella parola di Dio al principio. E la Chiesa di Castelfranco, ma la Chiesa del Signore deve avere la sua identità proprio come dal principio, perché quello che Dio chiede alla Chiesa non sono cose strane, ma cose semplici. Il problema sapete qual è? Che ai nostri giorni pochissimi chiedono dei consigli, ma tantissimi vogliono dare dei consigli. Amen. Oggi più che mai tutti sono maestri, tutti hanno la soluzione. Dobbiamo lasciare o non dobbiamo lasciare? Al maestro chiedono. E il maestro con semplicità dice: all'origine. Torniamo all'origine. E così la Chiesa, per vedere l'opera di Dio nella Chiesa, deve tornare all'origine, fare delle cose molto semplici. Dicevo prima, in questo testo che abbiamo letto c'è una cosa particolare. C'è stata la prima predicazione. Il cuore di queste persone sono state toccate e hanno chiesto un consiglio. Fratelli, cosa dobbiamo fare? Quando la parola di Dio tocca il cuore, tu sei disposto a chiedere consiglio e soprattutto lo chiedi a Dio. Amen. Paolo, quando fu toccato sulla via di Damasco da Gesù stesso, la prima cosa che disse: no, adesso io farò così, così, così. No, Signore, cosa devo fare? È una Chiesa che vince, è una Chiesa che chiede consigli. Non è una Chiesa che sa da sola cosa fare, ma che chiede al maestro, al capo della Chiesa, un consiglio per cosa fare. Torno al punto di partenza. Possiamo essere dei semplici ma profondi protagonisti di un risveglio in quello che può essere il tempo in cui viviamo e il luogo dove viviamo. Ai giorni nostri c'è la migrazione, ancora adesso, in certi luoghi dove sembra che lì ci sia più benedizione che in altre parti. Non so se seguite un po'. In quel luogo si fa questo, in quell'altro luogo si fa questo, in quell'altro luogo c'è quel pastore, in quell'altro luogo c'è questo modo di fare. Io non credo che Dio abbia dei luoghi dove benedire, ma un modo molto semplice per benedire. Quando ognuno di noi con semplicità fa quello che la parola di Dio gli dice. Quando chiediamo consiglio, non so, fratelli, forse come pastore mi investo di questa parte, desidero vedere il movimento, se non mi piace il risveglio perché ormai è abusato, mi piacerebbe tanto vedere un bellissimo movimento dello Spirito Santo che, come abbiamo letto qua, alla fin fine non siamo noi che portiamo le persone in chiesa, ma è Gesù che porta le persone in chiesa. Ma noi dobbiamo fare la nostra parte. Quale? Quella che era da principio. Io sono sicuro che Dio non ha cambiato modo di operare. Le persone vogliono cambiare i modi di operare, ma Dio non cambia il modo di operare. Sono già le 7, non voglio dilungare. Cosa fanno queste persone? Intanto chiedono consiglio, cosa dobbiamo fare? Sto parlando a credenti, ravvedetevi, credo che ciascuno di noi sia ravveduto, credo che ciascuno di noi ha accettato Gesù nel proprio cuore, credo che ciascuno di noi è nato di nuovo, e se non sei nato di nuovo stasera puoi chiedere a Gesù di farti nascere di nuovo ed entri in quella che è la realtà del corpo di Cristo. E questa Chiesa in embrione che sta per manifestarsi al mondo sono fratelli che hanno ascoltato la parola, questo ha prodotto una domanda e un desiderio di avere una risposta. Pietro è stato semplice: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato e riceverete il dono dello Spirito Santo. È vero, battesimo dello Spirito Santo dopo la conversione è importante,
È fondamentale. Gesù ordina loro che non si dipartono da Gerusalemme se prima non hanno realizzato quello. Perché? Perché la missione della Chiesa è importante, è una missione potente contro un avversario potente che si può combattere solo con le armi spirituali. Non si combatte con la sociologia, non si combatte con la pedagogia, non si combatte con la forza umana, si combatte con le armi dello Spirito. E quando Gesù dice dovete aspettare che riceverete potenza, è perché Gesù sapeva che uscendo questo gregge, quali lupi trovava? Aveva ragione Gesù, perché la sua Chiesa è ancora in piedi. E lasciatemelo dire, tante volte i lupi che ci girano attorno, proprio perché cerchiamo e vogliamo combattere per lo Spirito, hanno i denti rotti, perché il Signore ci dà la vittoria. Pecore in mezzo ai lupi, ma con una forza che viene da Dio. Siate ripieni di Spirito Santo, dice la parola. Ed è chiaro qua, mi sconvolge questa semplicità, fratelli. Capitolo 19 degli Atti, quando arriva Paolo, arriva lì a questi credenti che hanno ricevuto solo la testimonianza del Battista, non gli ha detto quanti siete, dove vi riunite, chi è il vostro pastore, quando avete le riunioni. Trova questi fratelli, la prima cosa che fa, con semplicità, con un'attitudine disarmante: avete ricevuto lo Spirito Santo? Non ha detto ma siete battisti, siete calvinisti, siete metodisti, siete pentecostali. No, avete ricevuto lo Spirito Santo. Che bello. Signore, aiutaci a comprendere che alle origini la Chiesa, oltre alla conversione che è di basilare importanza, se volete capire cos'è la conversione, martedì venite che il fratello Enzo sta facendo la seconda puntata della nuova nascita, ma dopo quello c'è quella benedetta esperienza della pienezza dello Spirito Santo, e gloria a Dio, ma non basta ancora. Nessuno dice a me, non basta ancora, perché c'è ancora qualcosa di più, perché c'è un'opera che tutta la Chiesa, se ce l'ha nel cuore, verrà spontaneo di vedere dei risultati sconvolgenti. Vado velocissimamente, le 4 colonne della Chiesa. Questi fratelli nati di nuovo, e io credo, per quello che posso capire, che non sono passati mesi o anni che sono stati battezzati, ma questi fratelli, per l'esperienza che vediamo qua, era quasi sistematico che uno convertito riceveva subito dopo il battesimo nello Spirito Santo. Era una cosa, una normalità, non era qualcosa di miracoloso da mettere sui giornali. Oggi a Castelfranco un fratello è stato battezzato nello Spirito Santo dopo 6 anni, gloria a Dio! No, lì c'era una continuità di quest'opera dello Spirito di Dio, perché desiderava capacitare quelle persone per fare l'opera a cui Dio li aveva chiamati. Nati di nuovo, battezzati nello Spirito Santo. Sono 2 cose che fa Dio. Solo Dio ti può far nascere di nuovo. E solo Dio ti può battezzare nello Spirito Santo. Nessun uomo è un battezzatore, solo uno è il battezzatore, Gesù Cristo Signore. E nella misura che lo desideriamo, alleluia, il Signore lo darà. Ieri sera, parlando con un fratello, mi chiedeva come si fa a riceverlo, cos'è il battesimo dello Spirito Santo. Guarda, è una cosa che tu devi desiderare tanto. Se tu lo desideri, Dio pian piano ti porterà a riceverla, ma devi desiderarla. E il Signore non mancherà. A volte diamo per scontato o sotto gamba, se vorrà, quando sarà. No, ne abbiamo bisogno. 2 cose che fa Dio, ma ce ne sono 4 che dobbiamo fare noi. Perché Dio vuole la nostra collaborazione. La prima cosa che abbiamo visto di questi fratelli, parlo di fratelli, non di persone del mondo. Fratelli, la prima cosa, erano assidui all'insegnamento degli apostoli. Ogni giorno ascoltavano l'insegnamento degli apostoli. Non voglio tediarvi con l'importanza di frequentare gli studi biblici, perché è importante, fratelli, al martedì, quando possiamo studiare la parola, ma voglio sottolineare una cosa: perché è importante l'insegnamento degli apostoli? Fatemelo dire con 2 parole. Più tu conosci la scrittura, sembra assurdo, più sai le verità della parola, più la Chiesa è unita. Amen. Perché le divisioni che ci sono nel mondo evangelico nascono da interpretazioni diverse dello stesso testo. Amen. Ma se noi siamo assidui,
conosciamo le verità, ci studiamo, ci confrontiamo, non abbiamo paura di farci le domande per capire la verità della parola di Dio. Ci sarà una unità nella Chiesa sconvolgente, e quando c'è unità Dio opera, quando c'è divisione Dio non opera. Perché il diavolo ce lo insegna, lui divide e poi opera. Ma quando la Chiesa ha una identità dottrinale unita, il diavolo non trova spazio. È fondamentale. Erano assidui ad ascoltare l'insegnamento degli apostoli. Non andavano in internet per capire cosa dicevano gli altri. Erano nella Chiesa. E ancora oggi io credo, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, che nella Chiesa Dio dà dei ministeri per il perfezionamento dei santi e per l'avanzamento dell'opera del ministero. Quanto è importante quando, studiando la parola, avendo delle domande, andiamo da chi Dio ha preposto per avere dei chiarimenti. Erano perseveranti nell'ascoltare la parola, l'istruzione. So che ci sono 2 insegnanti, forse anche 3, 4, non so in mezzo a noi. Quanto è importante l'istruzione secolare. Vuoi governare un popolo? Lascialo nell'ignoranza. Vuoi che un popolo possa fiorire? Costruisci scuole. O no, fratelli? È così. Il mondo ti lascia nell'ignoranza e tu lo domini. Ma se tu hai una cultura, sei istruito, puoi venirne fuori. E così nella Chiesa. Non dico che la dottrina è tutto, ma l'insegnamento è fondamentale. Qual è il titolo più usato per Gesù? Maestro, rabbì, cioè uno che insegna. Certo, faceva miracoli, ma noi leggiamo ancora ciò che Gesù ci ha insegnato. E quando la Chiesa comprende profondamente l'importanza dello studio biblico, si dà a studiare la Bibbia, si impegna, viene nelle riunioni di studio biblico, già un passo avanti per la Chiesa. Non so se siete d'accordo. Amen. Io ho avuto la grazia di fare 8 mesi all'istituto biblico, è stato un miracolo per me. Non perché volevo diventare pastore, ma perché volevo studiare la parola. E ancora oggi quelle cose che ho imparato mi servono. Quegli insegnanti non ci sono più, alcuni sono andati col Signore, ma quello che mi hanno insegnato è un arricchimento per me. E così nella Chiesa, grazie a Dio, quando ci si può radunare intorno alla parola e imparare dalla parola. Non dobbiamo subire passivamente un insegnamento, perché proprio nella Chiesa abbiamo la possibilità di fare come i bereani e accertarci che quello che ci viene insegnato sia secondo la parola del Signore. L'insegnamento. In questo i figli delle tenebre sono più avveduti dei figli della luce. Scusatemi, papà non era un fenomeno. Io e lo studio zero, ma noi abbiamo fatto sacrifici, li stiamo facendo perché i nostri figli abbiano avuto e abbiano un pezzo di carta, perché riteniamo, anche se può essere più o meno vero, che un pezzo di carta nella società qualche porta te la apre. Pensa nel regno spirituale, un'istruzione biblica, non dico un diploma alla scuola biblica, ma l'istruzione biblica quale porte ti può aprire. Lasciatemelo dire, ci sono movimenti evangelici che per una mancanza di conoscenza biblica non cercano i miracoli, non cercano i doni dello Spirito, non cercano le cose che vengono dal Signore, eppure hanno la stessa Bibbia. Sembra che abbiano strappato o non leggono quelle cose. Grazie a Dio per l'istruzione che abbiamo avuto, dove crediamo che tutta la parola è per sempre ed è attuale, possiamo studiarla, confrontarci, comprendere. E sapete, questo possiamo farlo tutti noi, essendo presenti nella Chiesa per studiare la parola. La seconda cosa è importante, non solo erano perseveranti nell'istruzione, ma poi dice la parola di Dio che erano anche perseveranti nella comunione fraterna. È bellissimo la comunione fraterna. Il fratello Gianluca prima diceva, ci hanno chiusi in casa per 2 anni, ci sembrava di morire. Adesso ci hanno aperto le porte da 2 anni, ci sembra di smarrirci, non sappiamo più dove andare. Venite in chiesa, fratelli. La comunione fraterna. Scusate, se ti vedi in chiesa
si domandano perché vai in chiesa. Amen. Ma se non ti vedono mai in chiesa e tu gli parli di Gesù, dici, ma di cosa mi sta parlando questo? Gesù ancora in Italia si associa a una chiesa e la chiesa siamo noi. Questi fratelli erano assidui nella comunione fraterna, non nel fare la comunione, nella comunione fraterna, cioè si cercavano nella koinonia, avevano questo desiderio di stare insieme. Adesso tu me lo devi dire, anzi non lo devi dire a me, lo devi dire al Signore, ma quanto ti importa la comunione fraterna? Già 40 anni fa il fratello Enzo diceva che ci sono i domenicani, i pasquini e i natalini. È vero Enzo? Era da mo'. Però grazie a Dio che si sta così bene in chiesa. Quando si incontrano i fratelli, ma tu sei stressato dai tuoi colleghi di lavoro che ti rovinano la vita, da quelli che ti sorpassano, dal vigile che ti porta le multe, ma vieni in chiesa che un po' di brava gente la trovi. Trova la tua gioia nei fratelli, nel condividere i tuoi pesi, non con chi parla con gli altri, ma con chi ne parla con Dio, lì davanti al trono della grazia. Dio ha ordinato la benedizione dove i fratelli dimorano insieme. Puoi farlo? Non devi fare corsi biblici su questo, basta che ci sei. Due cose che puoi fare tranquillamente: venire in chiesa allo studio della parola e alla comunione fraterna. Come hai fatto adesso? Hai fatto un mutuo per venire qua oggi? No. Ti sei fatto portare da qualcuno? No, hai preso la macchina e sei arrivato. Hai scelto di venire. Due cose che possiamo fare. Terza cosa, alleluia, è particolare, non solo la comunione fraterna, ma c'è un'altra cosa, che questi fratelli rompevano il pane. Posso dire, a volte ci sono dei fratelli che un po' disturbano, non uso quell'altro termine, ma questi fratelli facevano una cosa insieme, rompevano il pane. Perché una chiesa è attraente? Sapete perché una chiesa è attraente? Perché si ricorda del continuo che Gesù sta per tornare. Tra 2 domeniche, domenica prossima, Dio piace, domenica l'altra, 9, avremo la cena del Signore. È un po' che non la facciamo, la faremo qua a Castelfranco. E la facciamo, forse un anno fa l'abbiamo fatta noi. Loro la facevano con assiduità. Continuavano a ricordarsi che Gesù è morto sulla croce e che sta per tornare. Perché una chiesa è attraente? Intanto il fatto che ricordare che Gesù è morto sulla croce ci fa comprendere il prezzo pagato per l'anima nostra, ci fa sentire importanti per Dio. E quello che dicono gli altri non ci tocca minimamente. Non so se tu sei ancora condizionato dal pensiero degli altri. Fatti condizionare dal pensiero di Dio, perché Lui ti sta dicendo, quando ti ricordi che è morto sulla croce, che tu sei prezioso, amato, stimato da Dio. Non importa se gli altri non ti considerano, tu vivi per colui che ti ha amato e ti ama ancora. Rompi quel pane, ricordati quanto vali per Gesù, e mentre rompi il pane, nel senso figurativo, ti ricordi che Gesù sta per tornare. Amen. Che bello! Dai, ve la butto là perché è scritta. Ricordatevi di un tempo quando simpatizzaste con i carcerati, accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni perché sapevate che avevate qualcosa nel cielo di migliore. Io credo che pensare spesso al ritorno di Cristo modifica il nostro modo di vivere la fede. Prova solo a fare una cosa. Adesso io non sono profeta, però se tu per qualche motivo, ascoltami, avessi la certezza che domani a mezzanotte torna Gesù, io credo che da questo momento a domani a mezzanotte le nostre priorità sarebbero totalmente cambiate. Amen. Vi tedio con questo. Io ho ancora 2 fratelli con le loro famiglie che non sono salvati. Se io avessi la certezza che domani a mezzanotte Gesù ritorna, mi attaccherei nei loro campamenti, andrei ai loro piedi, starei là. Ho anche 2 figli ancora non salvati. La mia attitudine sarebbe diversa. E se mi strisciano la macchina, gli direi: ma dai, tanto non mi serve più.
se succede qualcosa direi, ma tanto domani vado col Signore. O no, fratelli? Amen. Poi, se tu sai che domani torna il Signore, udite, 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 tu vai da quella persona che ce l'ha con te e gli dici, guarda, ti voglio bene, non voglio avere pesi sul cuore, non voglio restare qua perché non ti ho perdonato. Cosa dite, fratelli? Quanto condiziona la verità biblica del ritorno di Cristo? Facciamo un sondaggio. Nell'ultima settimana, quante volte realmente hai pensato che Gesù sta per tornare? Una volta, non dico di Enzo, ma prima di Enzo, si diceva che si parlava troppo del ritorno del Signore. Adesso sembra che se ne parli troppo poco. Ci sarà un equilibrio. Ma ogni tanto questi fratelli una volta al giorno prendevano un pezzo di pane, lo rompevano e ricordavano quello che Gesù ha fatto e quello che Gesù stava per fare. Poi vai agli eccessi come i tessalonicesi che non si lavavano, non lavoravano, altre cose. Non sto dicendo di andare agli eccessi, fratelli. Non siamo testimoni di Geova che vendiamo tutto perché domani arriva il Signore. Ma credo che la verità del ritorno di Cristo debba modificare il nostro modo di vivere. È fondamentale. Scusatemi se non ve ne parlo spesso, ma stasera ve ne parlo. Non so quando Gesù tornerà, ma so che deve tornare. E quando rompiamo il pane, non fra 2 domeniche, ma anche a casa, Signore, facci ricordare che questa può essere l'ultima volta che mangio un pezzo di pane, perché se torni, qua non lo mangiano più. Signore, aiutaci a farci condizionare non dalle notizie, non da quello che succede in Russia, in Ucraina, in Africa, ma da quello che dice la tua parola, perché Gesù sta per tornare. È scritto, fratello Giuseppe lo diceva, negli ultimi tempi saranno tempi difficili. Mi sembra che se mi trovate in un posto dove sia facile vivere oggi, ditemelo, che magari un giretto lo faccio. Vai dove vai, non sei più sicuro di nulla, sono tempi difficili. Gesù sta per tornare. Mettiamoci nella condizione di crederlo profondamente e questo modificherà il nostro modo di vivere. Gesù parla, scusate, mi prendo qualche secondo ancora. Gesù parla con delle parabole. Ci sono le nozze del figlio del re. Andate dagli invitati. Ci sono le nozze del figlio del re. Questo è l'invito. Le nozze del figlio del re, venite. Mi dispiace, ho comprato un campo, devo andarlo a vedere. Ho comprato dei buoi, devo andarli a vedere. Ho preso moglie, non posso venire. Ma le nozze del figlio del re si fanno lo stesso. Che tu ci vada o che io ci vada o no, il re si sposa lo stesso. E quando torna, mi dispiace per quelli che si sono così aggrappati al loro bue o al loro campo o alla loro moglie, trascurando quello che era l'impegno primario per quel tempo, le nozze del re. Signore, aiutaci non solo a saperlo qua, ma a crederlo qua, che Gesù sta per tornare. Amen. E forse tante arrabbiature, tante energie spese, tanti conflitti li lasceremo da parte, perché quando Gesù torna, tutto il resto non è niente. L'ultima cosa e finisco. Non solo rompevano il pane, la Chiesa deve focalizzare sul sacrificio di Gesù sempre nel suo ritorno. Il messaggio della croce è fondamentale per l'umanità ed è il messaggio che Dio ci ha affidato per l'umanità, e in quel messaggio c'è tutta la potenza di Dio e tutta la speranza per la Chiesa. Paolo ai Tessalonicesi, non so cosa stava succedendo, se non il fatto che qualcuno era triste perché gli era mancato un caro. Non voglio che siate nella tristezza per quelli che si sono addormentati, perché la consolazione qual era?
tanto moriamo tutti di poco. No, non era quella. Dice, io vi dico per parola del Signore che stiamo aspettando qualcosa di glorioso, non di morire, stiamo aspettando il Signore che torna dal cielo con voce d'arcangelo, con grido potente, con tromba autorevole. E poi conclude quel testo dicendo, consolatevi gli uni gli altri con queste parole. Non c'è consolazione. Guarda, anche se cambiano il governo, se cambiano il sindaco, se cambia il posto di lavoro, la consolazione più grande è quella di sapere che fra un po' il Signore tornerà. E se la Chiesa perde di vista questo, si farà tanti tesori sulla terra, ma pochi tesori nel cielo. L'ultima cosa e finisco. Queste persone, è stato detto prima dalla sorella Laura, avevano una costante. La Chiesa, puoi credere che Gesù ritorna? Allora, puoi venire allo studio biblico, puoi cercare la comunione fraterna con serenità e puoi credere con tutto il cuore che Gesù ritorna e farti modificare da lui. Cose che possiamo fare semplicemente le facciamo. La quarta cosa, andiamo a casa, è che questi avevano un brutto difetto, questi fratelli. Pregavano sempre. Erano perseveranti nella preghiera. Per chi c'era sotto la tenda domenica, il pensiero che il Signore aveva messo in cuore era molto semplice. Quel papà che va dai discepoli di Gesù con un figlio posseduto e questi discepoli non hanno potuto fare niente. Poi arriva Gesù e questo papà gli dice: vuoi fare qualcosa? E Gesù con semplicità dice: se posso, se credi ogni cosa è possibile. Libera in un attimo questo ragazzino, papà è tutto contento, e poi sai, quando hai un fallimento, spero che sia così per te, lo è per me senz'altro, qualche domanda te la fai. Chissà, questi 12, 11, 10, 8, quelli che erano, quanto sono stati lì a pregare su per sto ragazzo, vai fuori, esci. E questo ragazzo faceva le sue cose perché fosse. E in questo fallimento, a un certo punto, si chiedono a Gesù: ma senti Gesù, ma perché abbiamo fallito? E Gesù molto semplicemente ha detto: perché queste situazioni si risolvono con la preghiera. Se voi leggete il primo verso di quel paragrafo, questi qua, anziché pregare, cercare il Signore, stavano discutendo con gli scribi e i farisei. Dopo un paragrafo dopo, questi stessi discepoli stavano discutendo fra di loro su chi era il più grande. Sembra che la Chiesa perda il suo tempo nel discutere. Invece la Chiesa dovrebbe usare il suo tempo nel pregare. Le discussioni non risolvono i problemi, ma le preghiere sì, anche quelli irrisolvibili. E questi fratelli pregavano. C'era uno zoppo, pregavano. Il fratello Gianluca giustamente diceva: Gesù li guariva tutti. Signore, aiutaci a pregare con tanta intensità e comunione con te che ci fai capire chi vuoi guarire. Perché io credo che ancora oggi, Signore, se trovasse persone arrese che sentono cosa Dio vuol fare, vedremo delle cose meravigliose. Io credo che Dio può tutto, e il problema è che non so cosa Dio vuol fare a volte. Perché a volte illudiamo le persone nel nome di Gesù, sì, guarito, e quello rimane là. Ma non è il problema di Dio che non può farlo, è che Dio a volte per quella persona stabilisce così. Ma tu quando sai che Dio vuole farlo e preghi perché nella comunione con Dio sai cosa Dio vuol fare, non servono tante parole, perché Dio te lo mette in cuore. E credo che una Chiesa che prega può arrivare a questo, a capire cosa Dio vuole fare e cosa non vuole fare. Perché io, come voi fratelli, sono sicuro che Dio può fare tutto, ma non sempre Dio fa tutto quello che io gli chiedo, perché c'è una volontà superiore alla mia che è quella sua, e io devo adeguarmi a quello che Dio desidera. Una Chiesa che non discute. Dicevo domenica sera, oggi si discute su tante cose anche della fede. Io credo che sarebbe meglio pregare, perché che fa luce non è la mia e la tua loquacità, è la luce che viene da Dio, che poi ci mette d'accordo. Guardate, davvero finisco perché sono 7:30.
Atti capitolo 15, sono andati avanti un giorno a dire circoncisione sì, circoncisione no. Mosè sì, Mosè no. E non c'era qualche novello nella fede. C'era Paolo, c'era Barnaba, c'era Pietro, c'era Giacomo, finché a un certo punto Dio illumina Giacomo e con una parola mette tutti d'accordo. Le nostre discussioni non ci mettono d'accordo, ma quando tu preghi, cerchi Dio sinceramente, anche se io e qualsiasi altra persona abbiamo due punti di vista diversi, ma preghiamo con sincerità Dio, Lui ci fa comprendere quello che è il suo disegno. Signore, fammi avere ragione. E l'altro cosa dice? Sembrano i rigori delle squadre sudamericane, no? Questi pregano perché possono segnare i rigori. Gli altri che sono cristiani pregano perché possono segnare il rigore e vincere la finale. A un certo punto uno dice, ma Dio chi deve dare ascolto a questi due? Giusto per capire la stessa preghiera. Ma quando io e te, se non siamo d'accordo, andiamo davanti a Dio e diciamo, Signore, facci capire tu cosa è bene, cosa è giusto. Il Signore non ci farà più discutere, non serve, arriverà. Stamattina eravamo a Tiene, un fratello tribolato per qualche problema suo, a un certo punto era lì e parlando di una situazione che sta vivendo diceva, ma Dio perché questa cosa? Dio perché questa cosa? Perché permetti questa cosa? Come mai hai permesso questa cosa? E pregava, prende in mano la Bibbia, arriva nel profeta Daniele capitolo 4 verso 34, dice, ma devo rendere conto a te di quello che sto facendo? Vuoi insegnarmi tu cosa devo fare? O ti basta sapere che io so cosa sto facendo? E quel fratello diceva, ho chiuso la mia diatriba con Dio, mi è bastata quella parola, sapere che Dio mi dice, vuoi insegnarmi cosa devo fare? Quando preghiamo, Dio ci insegna cosa dobbiamo fare. È una chiesa che prega, è una chiesa che non batte i pugni all'aria, una chiesa che prega insieme di pari sentimento, vede la gloria di Dio. È vero, la potenza dello Spirito Santo, ma c'era una chiesa che si addentrava nella verità della parola, c'era una chiesa che amava la fratellanza, c'era una chiesa che viveva con la certezza che Gesù sarebbe tornato presto. C'era una chiesa che pregava con tutto il cuore e i miracoli succedono quando ci umiliamo e preghiamo con tutto il cuore. Io non so perché Dio mi chiede di pregare quando Lui già sa cosa ho bisogno, ma certo che il mio pregare è un bel esercizio di umiliazione davanti a Dio, sapendo di manifestare i miei limiti e riconoscere la sua onnipotenza. Quindi se ti interessa un bellissimo risveglio a Castelfranco, non devi diventare pastore, non devi diventare niente, non dobbiamo fare niente di strano, fare delle semplici cose che sono scritte nella Bibbia a portata di Dio. Cerchiamo la pienezza dello Spirito Santo, amiamo lo studio della parola, cerchiamo la comunione fraterna, aspettiamo con fiducia il ritorno del Signore e dedichiamo il nostro tempo alla preghiera, perché dove non arrivi tu può sempre arrivare la mano del Signore in maniera gloriosa. Ci alziamo in piedi. Alleluia.